grandi glorie del mondo dello sport, per raccontare a tu per tu il futuro del settore. In questi giorni, tra Montebelluna, Longarone Fiere, Belluno e Cortina d'Ampezzo, si alternano aziende, start-up, istituzioni, campioni dello sport. Tutto questo per approfondire temi legati alle Olimpiadi invernali, alla riforma dello sport, al ruolo delle donne, alla partecipazione giovanile, alla disabilità e all'inclusione sociale che lo sport può favorire. Prima di dare il benvenuto agli ospiti del prossimo evento, a nome dei promotori del festival, vorrei ringraziare i contributori, oltre a chi ha collaborato per la realizzazione di Sport Business Forum. Grazie anche ai main partner del festival e ai partner che hanno sostenuto attivamente questo progetto, ai partner di Longarone Hub dell'innovazione e ai content e media partner. Un'ultima nota, il programma è in continua evoluzione e vi ricordiamo di consultare la versione sempre aggiornata su www.sportbusinessforum.com. Ora lascio la parola a chi presenterà l'evento. Ah, mi ero dimenticata di dirvi, sono un avatar generato con l'intelligenza artificiale. Ascolterò con grande attenzione quanto emergerà da questo incontro. Buon festival! Buon pomeriggio a tutti. Io sono Roberta Paolini del gruppo NEM, sono giornalista del gruppo NEM, benvenuti. Grazie di essere qui. Adesso cercherò di non tenere l'intonazione come l'intelligenza artificiale e chiamo però, prima di iniziare, Elisa Calcamuggi, che è responsabile marketing di DMO Belluno Dolomiti, Dolomiti Bellunesi. Grazie per un saluto. Eccoci, non avevo preso il microfono. Grazie Roberta, grazie ai nostri gentili ospiti. Appunto, come detto da Roberta, io sono Elisa Calcamuggi e mi occupo della parte marketing e comunicazione per la Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi, che è l'ente riconosciuto dalla Regione Veneto ad occuparsi di governance e promozione del territorio nell'area che comprende ed è esattamente l'area della provincia di Belluno. È importante dire fin dall'inizio di questo incontro che noi come DMO non ci occupiamo direttamente dell'organizzazione degli eventi, ma affianchiamo la Regione Veneto, la provincia di Belluno e i singoli comitati organizzatori degli eventi con progetti che creiamo ad hoc insieme a chi ci coinvolge nella progettualità dell'evento, e ogni qualvolta che ci troviamo ad affiancare appunto questi enti o comitati organizzatori cerchiamo di individuare un metodo, una strategia che si inserisca in un piano ben più ampio nella visione che abbiamo noi della destinazione, di dove vorremmo che andasse, qual è il piano strategico. E sempre di più ci accorgiamo, guardando anche al lavoro di altre destinazioni, che questa modalità è fondamentale per riuscire a fare la differenza, per fare in modo davvero che ogni evento possa essere sfruttato nelle sue 1000 sfaccettature. Quindi ci è sembrato bello all'interno dello Sport Business Forum organizzare questo panel invitando personaggi e professionisti che arrivano da altre regioni, da altre DMO, da altre esperienze professionali, perché da questo brainstorming vengano fuori delle nuove idee, delle best practice, come si dice in gergo, che possono servire a tutti quanti noi e al nostro territorio per continuare a crescere, visto che davanti adesso abbiamo la sfida la più importante di tutti, che è quella dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Quindi ringrazio il dottor Vitti, direttore della direzione turismo della Regione Veneto, grazie al quale è stato possibile organizzare questo panel in sinergia con il Convention Bureau della Regione Veneto. Stefania Demez, manager, autrice, esperta di eventi sportivi e Head of Planning and Coordination in questo momento a Fondazione Milano Cortina 2026, il presidente dell'azienda di promozione turistica Davide Cassani, il direttore della DMO di Bologna, Bologna Welcome, Patrick Romano, e Pietro Federico Delaini, amministratore delegato di Bella Italia. Quindi buon lavoro a tutti quanti. Grazie. Grazie. Grazie Elisa anche per aver fatto il mio lavoro. Siediti pure lì. Allora chiediamo a Mauro Vitti magari un saluto introduttivo e poi è a posto. Lo ha spento. Scusa. Beh, innanzitutto grazie dell'invito, è un piacere per me essere qua, anche perché io sono nato e vissuto a Ponte nelle Alpi fino alla 18-19 anni, per cui ecco anche un moto d'orgoglio che vedo la provincia di Belluno organizzare una cosa, Confindustria Belluno organizzare una cosa importante come questo forum, proprio perché si porta la provincia di Belluno alla ribalta nazionale con queste iniziative.
e questo non può fare che bene, anche perché abbiamo in vista l'appuntamento del 2026 a Cortina e quindi dobbiamo prepararci al meglio per dare una dimostrazione di grande efficienza, di organizzazione, eccetera. Porto i saluti dell'assessore Caner e dell'istituzione regione che rappresento, che doveva essere qua oggi al posto mio, ma è intervenuto mercoledì, mi sembra, a Montebelluna nei lavori iniziali. Quindi auguro a tutti voi di ascoltare cose interessanti oggi e di questo ne sono sicuro. E non ho altre cose da dire, insomma, proprio perché credo fermamente che finalmente, tramite iniziative di questa portata, Belluno sia finalmente dove merita, cioè un posto di prestigio nell'ambito dell'economia del Veneto e nazionale. Grazie. Grazie Mauro Vitti. Allora, faccio una brevissima introduzione anche perché siete tantissimi e quindi è giusto dare spazio a voi. Non so con chi, però preparando questo evento dicevo che il grande evento sportivo è come una cometa, no? Per cui poi bisogna riuscire a raccogliere la polvere di stelle che resta dalla scia. Ma non è soltanto questo, secondo me, perché è un catalizzatore di investimenti, sicuramente, e quindi quando tu li attrai devi avere anche una visione strategica eccezionale, perché raccogli degli investimenti, devi farci qualcosa già con una visione futura, con una gittata lunga. E questo è il primo elemento. Il secondo elemento è una cosa che mi piace dire, perché amo lo sport. Un grande evento sportivo è capitalizzare le emozioni, perché lo sport questo porta, no? Noi siamo affezionati a seconda dello sport, capitalizziamo le emozioni, la passione, creiamo anche delle comunità attorno allo sport. Io penso che tutti questi ragionamenti voi nei diversi ruoli li abbiate fatti, li facciate. Da cosa cominciamo oggi? Cominciamo sicuramente da alcune esperienze che da questo pezzo d'Italia, cioè dal Veneto, noi guardiamo, cioè all'Emilia Romagna. Dunque, subiamo un po' di complessi di inferiorità, li abbiamo subiti in passato nei confronti della grande metropoli e adesso li subiamo nei confronti di una regione che ci assomiglia molto da tanti punti di vista, quindi non soltanto dal punto di vista dell'aspetto economico, che magari è quello che sono più abituata a seguire, ma ci assomiglia anche come composizione sociale, come tipologia di università, anche come predisposizione nei confronti del turismo. Quindi l'Emilia Romagna ci assomiglia, però fa meglio di noi. E quindi io vorrei partire proprio, un dato di fatto, Cassani, non alzi gli occhi al cielo perché sa che tocca a lei cominciare. Buon pomeriggio. Non lo so se siamo migliori, siamo comunque molto simili, molto vicini. E il problema nostro... Non ne facevo una questione di qualità, ne facevo una questione di risultati, perché qui parliamo Infatti, di ricadute guarda, economiche. noi partiamo da un presupposto che in Emilia Romagna non ci sono le Dolomiti e non c'è Venezia, però sappiamo tutti che tante volte le differenze le fanno le persone, sono quelle che operano, non c'è niente da fare. Ed è per questo motivo che abbiamo cercato in tutte le maniere di rendere appetibile la nostra regione. E prima ha parlato di passione, ha parlato di sport. Io sono un uomo di sport perché ho fatto il professionista, il ciclista professionista per 15 anni, perché lo sport era ed è tuttora la mia vita. E quindi forse anche per questo la Regione mi ha chiesto di diventare addirittura presidente dell'APT Emilia Romagna. Ma cosa c'entra un ex professionista nel turismo? A parte che pedalare si viaggia, viaggiando si impara. Io ho fatto 800.000 km in bicicletta, qualcosa ho imparato e soprattutto qualcosa ho visto. E quindi sto cercando di portare la mia esperienza in una squadra che secondo me è fantastica, perché alla fine in Emilia Romagna si riesce a lavorare bene. Io non ero ancora presidente, ma siamo partiti da un concetto assolutamente nuovo nel 2006, la notte rosa, no? E quindi
12 comuni, i privati, la regione attraverso l'APT, quindi la promozione del turismo. Siamo riusciti a creare un evento nella prima domenica di luglio. Prima domenica di luglio perché comunque in quegli anni era quel periodo di cambiamento, o meglio di turisti che se ne andavano, c'era un weekend libero perché aspettavamo quelli di luglio. E quindi ci siamo inventati, quindi pubblico e privato si sono messi insieme per creare un qualcosa con una regia condivisa, ma per allestire un cartellone unico dai lidi ferraresi a Cattolica, ed è nata la Notte Rosa con degli eventi notturni che hanno dato la possibilità di vedere 2 milioni di persone che venivano in Emilia Romagna per questo weekend. E da lì è continuata questo connubio, questa associazione, questa volontà di fare squadra, di fare qualcosa insieme. E tu pensa che gli eventi, noi stiamo puntando molto sugli eventi sportivi, perché siamo assolutamente certi che siano un attrattore turistico, perché attraverso la passione riusciamo a portare nella nostra regione tante persone che altrimenti non verrebbero. E naturalmente abbiamo cercato di allungare la stagione. Più di 20 anni fa sono nati i bike hotel, una cinquantina sono adesso, e nei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre lavorano con persone che hanno la passione del ciclismo e vengono qui per pedalare. E nel mese di settembre abbiamo cercato di concentrare molti appuntamenti, così come in primavera, perché luglio e agosto fortunatamente il nostro turismo è composto al 70% dalla nostra riviera, l'altro 30% città d'arte, terme, business e quant'altro, fiere e quant'altro. Ma per dire, l'anno scorso noi abbiamo avuto 400.000 presenze, perché nel mese di settembre siamo riusciti a portare nella nostra regione una MotoGP, siamo riusciti a portare l'Ironman. L'Ironman è un evento che coinvolge 7.000 partecipanti, il 70% sono stranieri, vuol dire che per 4 o 5 giorni vengono a Cervia, vengono nella nostra riviera per partecipare ad un evento, ma soprattutto per appunto godere e gioire di tutto quello che c'è attorno ad un evento. L'anno scorso, tra l'altro, a settembre c'è stata la Nove Colle, qui c'è Ivan Piol, che è un organizzatore di manifestazioni molto importanti, e sa benissimo che la Nove Colli fino all'anno scorso vedeva 10.000 partenti, 10.000 partenti in una manifestazione. Ivan ne ha penso 3, 4, 5.000, no? Per dirvi cosa vuole dire un evento per il territorio. E poi adesso, per dire, c'è l'Italian Bike Festival, che è una fiera del ciclismo dove l'anno scorso abbiamo avuto 60.000 presenze. Ecco, tutta una serie di eventi che ci hanno dato la possibilità di portare turisti, di comunicare, tra l'altro attraverso una passione per lo sport, tante cose molto interessanti. Nel 2019 abbiamo portato la partenza del Giro d'Italia, nel 2020 addirittura siamo riusciti ad organizzare in 3 settimane un campionato del mondo di ciclismo, perché in piena pandemia la Svizzera ha rinunciato ai campionati del mondo. E io appunto, sapendo questo ed essendo presidente dell'APT, parlando con il presidente della mia regione, abbiamo discusso su questo e ha detto: ma perché non portiamo noi i campionati del mondo in Emilia Romagna? E il presidente mi ha detto: ma tu mi hai sempre detto che un campionato del mondo, i campionati del mondo, perché sono più gare, perché ci sono juniores, ci sono under, ci sono donne, ci sono elite e quant'altro, costano troppo. Ho detto: sì, ti ho sempre detto che se dobbiamo spendere 12 o 13 o 14 milioni per i campionati del mondo non ne vale la pena, ma in questa situazione, in questa particolare situazione, con 1,5 milioni, 2 milioni, potremo fare i campionati del mondo. Allora proviamoci. E in 3 settimane abbiamo organizzato i campionati del mondo. In 20 giorni abbiamo asfaltato 15 km di strade, abbiamo trovato Quanti l'organizzazione. giorni? 20 giorni, quasi qualcosa meno. Per dire, ci vuole appunto organizzazione, bisogna essere pronti nelle evenienze e soprattutto sfruttare le opportunità.
per colpa del Covid noi abbiamo organizzato un campionato del mondo di ciclismo e organizzato un Gran Premio di Formula 1, perché poi dopo 15 giorni abbiamo avuto il Gran Premio di Formula 1 a Imola. E 3 anni fa poi abbiamo pensato, ma qual è uno degli eventi più importanti al mondo? Tour de France. E allora, sempre in regione, ho detto, possiamo portare il Tour de France in Italia? Ma io gli ho detto, io penso di sì, non c'è mai riuscito nessuno, ma proviamoci, perché il Tour non era mai partito dall'Italia. E siamo partiti 3 anni fa, siamo andati dai francesi, il patrone è venuto a Bologna, sapeva di questi nostri campionati del mondo, ha avuto fiducia in noi e insieme a Firenze, insieme alla regione Piemonte e con l'Emilia Romagna, siamo riusciti a portare il Tour de France in Italia. Un evento, tra l'altro appunto siamo arrivati a Bologna, e correggimi se sbaglio, è stato un grande successo, perché non è tanto l'evento in sé che è comunque importante perché lo vedono 2 miliardi di persone, ma il ciclismo tra l'altro è uno di quegli sport che ti dà la possibilità di far vedere il territorio, di Ma è proprio questo il punto, no? mostrare tutte le bellezze, tutte le eccellenze del territorio e soprattutto dal momento che annunciano la partenza di una corsa o di una tappa o quant'altro, tu hai 1 anno e mezzo di tempo per andare nel mondo, per illustrare, per spiegare, per comunicare, per far sapere che in Emilia-Romagna per 3 giorni arriverà una corsa, la corsa più importante al mondo. E noi siamo andati in tutte le fiere possibili per parlare di tutto questo. E poi c'è anche l'onda lunga, e quindi quello che lascia una cometa, no? Quindi alla fine, comunque, noi abbiamo avuto un ritorno straordinario, talmente importante che noi il 26 di settembre al Grand Hotel di Rimini faremo una conferenza stampa per illustrare tutto quello che ha lasciato il Tour de France, i numeri del Tour de France, perché alla fine tu devi comunque anche giustificare quello che spendi. Tra l'altro, a parte questo, che lo faremo il 26 di settembre, noi in Regione abbiamo fatto comunque un'analisi, perché alla fine sono milioni che spendiamo, perché alla fine appunto cerchiamo di aiutare i privati, cerchiamo di aiutare le amministrazioni comunali, cerchiamo di aiutare tutte quelle persone che vogliono fare qualcosa. Perché una delle cose importanti è che comunque, come dicevo prima, sono le persone che fanno la differenza. Ma se c'è una regia, se c'è una squadra che lavora nella stessa direzione, si ottengono dei numeri importanti, anche se non hai delle bellezze eccezionali. Perché tanta gente viene in Emilia-Romagna perché c'è stato un evento, perché c'è una riviera, perché soprattutto c'è un'accoglienza particolare, ma soprattutto, tanto per tornare ai cicloturisti, hai bisogno di strade asfaltate, hai bisogno di certe situazioni, hai bisogno delle strutture, hai bisogno di tanti fattori per fare in modo di portare avanti un discorso che in questo caso è il turismo. No? Noi abbiamo l'anno scorso abbiamo avuto 62 milioni di presenze, 15 milioni di arrivi. E l'obiettivo è quello di migliorarci. Siamo già con dei numeri importanti. No, Bologna, tra le altre cose, è una di quelle città che adesso cominciano a parlare addirittura di overtourism. Non so fino a che punto sia, però sai, anche in queste cose bisogna, Venezia ne parlo non so da quanto tempo, no? Quindi alla fine noi cerchiamo di lavorare, ma comunque noi, essendo per chiudere il mio discorso, riusciamo attraverso gli eventi a far turismo nel modo giusto, perché noi siamo partiti come quelli della notte, il turismo è cambiato e ci siamo trasformati, abbiamo capito che probabilmente anche il turismo sportivo poteva avere un futuro e i dati ci stanno dando ragione. Grazie. Patrick, mi rivolgo a lei in modo tale che così uniamo il ragionamento che ha fatto Davide Cassani. Allora, c'è una questione di arrivare ad identificare il grande evento, riuscire ad attrarlo, c'è la necessità di una visione strategica, lo dicevamo nell'introduzione, c'è la necessità di capire poi effettivamente qual è il ritorno, che non è soltanto un ritorno economico, è anche un ritorno in termini di infrastrutture, perché quello che il grande evento sportivo è un acceleratore in questo senso.
Qual è il vostro ruolo e come avete lavorato sui grandi eventi? Ha anticipato il Tour de France perché Cassani è uno che va veloce, no? Anticipa sempre tutti, no? Più che altro col Tour, Questa era la giocavo domanda in che casa. dovevo fare alla fine e lui ha... Per cui invece la riporto un po' indietro in premessa perché è andata un po' troppo veloce. Beh, stare dietro a Cassani è dura. Beh. Per cui, no, buongiorno a tutti. Innanzitutto noi siamo, come ci hanno presentato, una DMO. Che cos'è la DMO? Giusto perché così ci chiariamo sugli acronimi subito, perché la DMO sono le Destination, una volta Marketing Organization, ultimamente la M la possiamo usare per marketing ma soprattutto per management. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono i soggetti che a livello territoriale devono gestire il turismo. Quindi non siamo quelli che fanno la promozione, non siamo quelli che fanno la comunicazione, non siamo quelli che fanno solo i siti internet, no. Tentiamo di lavorare a 360 gradi su questo settore economico, perché il turismo è un settore economico e anche molto importante e rilevante, guardando tutti i vari aspetti e tutta la filiera. Io non sono emiliano romagnolo, ma sono molto fortunato a lavorare in Emilia Romagna perché, come diceva prima Davide, il nostro ambiente, soprattutto il mentre lavoro nell'ambito del turismo, è veramente un bel mondo dove lavorare. E tutta questa, diciamo, proattività della regione ci ha messo a dura prova. Ci ha messo a dura prova innanzitutto perché noi, Bologna non era una città turistica, fino a 15-16 anni fa Bologna era una città conosciuta per l'università, per le fiere, per i congressi, il turismo individuale non esisteva e anche gli eventi sportivi erano eventi piccoli. Poi, come tutti gli italiani, quando c'è l'emergenza siamo bravissimi ad attrezzarci, però all'interno di questa strategia della regione ci siamo strutturati in generale per lavorare sui temi del turismo e in particolare sui grandi eventi, perché è bello portare gli eventi, sicuramente danno grande valore, però poi è un impegno molto importante perché noi ci confrontiamo con realtà europee che sono da più anni che lavorano su questi eventi. Quindi c'è un aspetto sicuramente economico importante dell'evento, dell'indotto, eccetera, poi se volete dopo approfondiamo questi temi, ma c'è anche un aspetto che l'evento indirettamente fa crescere la destinazione, perché per gestire un grande evento una DMO deve diventare l'unico punto di riferimento per l'organizzatore, perché i grandi organizzatori internazionali non vogliono parlare con 30 persone, vogliono parlare con un interlocutore, quindi questo interlocutore deve essere attrezzato internamente in termini di risorse umane e attrezzato anche come competenze a saper gestire, essere credibile sul territorio per attivare tutto il Deve territorio. avere la delega a farlo. Deve conquistarsi la delega, che è diverso, perché magari ad anno, però poi dopo quando vai a parlare col settore mobilità di un comune, quindi quando vai a parlare di comunicazione, quando vai a parlare, devi essere autorevole su questo aspetto, e questo è un percorso di crescita che si fa, perché ribadisco, una volta lo puoi improvvisare, invece quando hai tanti grandi eventi, e noi fortunatamente a Bologna negli ultimi anni abbiamo avuto tanti grandi eventi, perché abbiamo avuto l'Under 21, gli europei Under 21 di calcio, abbiamo avuto il Giro d'Italia, abbiamo avuto il Tour de France, abbiamo avuto il Gran Premio di Imola, abbiamo costantemente il Gran Premio di Imola, in questi giorni c'è la Coppa Davis, che è un altro evento di un'importanza straordinaria. Poi tutti gli eventi con la pallavolo, con il basket, visto che comunque il basket per noi è uno degli sport principali. Abbiamo portato anche il Bologna in Champions. Abbiamo portato il Bologna in Champions e infatti la prossima settimana giocherà la prima partita in Champions contro lo Shakhtar Donetsk. Però per fare questo bisogna attrezzarsi ed è il vero lavoro della DMO, quindi essere il riferimento unico. E poi un evento sportivo, al di là di tutte le competenze che tu devi avere per interfacciarti con l'organizzatore, c'è tutto il tema relativo ai cittadini, perché l'evento sportivo è bellissimo, poi io sono sportivo, lo adoro, ma ci sono tante persone che dicono: mi chiudete la strada,
non si passa più di lì, c'è il traffico. Questo lo si supera con un dialogo che hai, con un'organizzazione che si ha, dando l'impressione anche ai cittadini che non si improvvisa. Infatti col Tour de France devo dire che siamo riusciti a fare un'operazione sul sito, un sito dedicato solo alla chiusura delle strade. Poi ci sono lamentati comunque, anche perché il bolognese come tratto naturale, io non sono bolognese ma mia moglie lo è, si lamenta, si lamenta sempre, però in generale abbiamo prestato molta attenzione su questo. Quindi questo è estremamente importante come aspetto ed è il ruolo della DMO. Così come c'è un altro aspetto che è l'indotto che genera un evento sportivo, ma non un indotto economico, ma un indotto culturale. L'evento sportivo va diffuso sul territorio, al di là che lo sport dà sempre messaggi importanti e sempre messaggi molto belli, però coinvolgere i cittadini nei vari eventi sportivi. Col Tour abbiamo fatto tante operazioni nelle scuole, abbiamo fatto dei contest, abbiamo organizzato dei concorsi sulla creatività. Con la FITP, Federazione Italiana Tennis e Paddle, facciamo un lavoro importante sulle scuole. Stamattina c'era in Piazza Maggiore un campo da tennis, 2 campi da paddle, un campo da pickleball, un lavoro con le scuole. Questo è fondamentale e le DMO devono lavorare in quest'ottica qua. Quindi, poi concludo perché non voglio dilungarmi troppo, portare l'evento è importantissimo, gestirlo, organizzarlo bene è altrettanto importante, perché concludo, se noi vogliamo che anche la cometa dopo diciamo lasci la scia più lunga possibile, chi viene a vivere un evento in città, vive un evento sportivo, molte volte vive solo l'evento sportivo, non riesce a vivere la città. Se noi comunichiamo un concetto di una città organizzata, accogliente, disponibile, chi è venuto a vedere l'evento sportivo ritorna, e per noi è un turista qualificato che ritorna. Quindi è fondamentale comunicare anche un concetto di organizzazione, quindi attraverso l'evento sportivo dobbiamo anche comunicare un concetto di organizzazione della destinazione. Questo quindi a me piace, e la ringrazio per la domanda, noi siamo grati alla Regione perché sta facendo un lavoro straordinario su questo, che è attrarre l'evento sportivo. Non ci siamo seduti, abbiamo tentato di strutturarci affinché riuscissimo a gestire l'evento sportivo con tutte queste attività. Grazie. Grazie. Allora, Stefania, tu, come dire, di eventi, il massimo evento in assoluto che sono le Olimpiadi, le hai vissute, le hai conosciute, hai visto anche gli effetti sul territorio. Raccontaci un po' di quello che resta dopo essere riuscito ad attrarre l'investimento, a gestire tutti quei capitali che arrivano, a chiudere con la realizzazione delle infrastrutture, gestire il flusso straordinario che ne deriva. Quando poi si spengono le luci, che cosa succede? Allora faccio una premessa, che il mio ruolo in Fondazione Milano Cortina è un ruolo lontano dalle strategie, diciamo, sul territorio, perché mi occupo di planning e coordination e quindi siamo davanti ai computer a monitorare che tutto venga fatto dentro le scadenze, quindi è un ruolo diverso. Diciamo, se assemblo tutta la mia esperienza da quando ho iniziato a lavorare nello sport, la primissima esperienza studiavo letteratura spagnola alle Olimpiadi di Barcellona, che vabbè è stata l'esperienza una delle più intense della mia vita, perché avevo 22 anni, ero a Barcellona, in una città che rinasceva, che si proponeva al mondo, no? Ricordiamo che nel 75 è finita una dittatura in Spagna, quindi era proprio un momento speciale per la città, e io che avevo 22 anni ho pianto in aereo quando sono tornata perché non volevo più andarmene via. Da lì in poi tante cose nelle mie esperienze sono cambiate, ho lavorato tanti anni vedendo punti di vista diversi. Nel mio ruolo di direzione generale della Coppa del Mondo di sci in Val Gardena ero un attore che portava, no, sul territorio qualcosa, ma ho fatto anche consulenze per eventi che attraversavano un territorio e io insieme all'evento lo attraversavo. Quindi forse il contributo che potrei dare a una visione, diciamo, un po' ampia, e poi come ho detto ho studiato letteratura, quindi butto sempre dentro un po' un approccio umanistico, diciamo, nelle mie letture, non sono un economista, ecco.
è che l'espressione della parola cometa per esprimere cos'è un evento è chiarissima, nel senso l'evento è qualcosa che passa e poi se ne va, e quella montagna impalpabile di emozioni, di colori è qualcosa che resta nel ricordo, nelle memorie. Avevo scritto anni fa un libro che ho sottotitolato proprio La filosofia e il management degli eventi sportivi e ho citato un filosofo che diceva che l'evento esiste solo in funzione della sostanza che lascia. E la sostanza per un atleta è la medaglia, per un albergatore può essere, no, ho coperto una settimana in cui non c'era lavoro, e la domanda è per il territorio, se non c'è una visione strategica a lungo termine, qual è? Perché io ho visto molte diverse esperienze, l'evento che viene percepito come il risolutore del problema, che non lo è mai. L'evento è appunto un catalizzatore, è un acceleratore, è un'iniezione di vitamina, però se io non ho una visione strategica oltre l'evento non resta nulla, è come chi fa la dieta di limoni e mele per 2 settimane e poi torna a mangiare le patatine, cioè ci deve essere una visione a lungo termine. Per questo quando si inizia a progettare un evento, ora parlo da un punto di vista di organizzatore, perché non portiamo questo o quest'altro, la domanda dovrebbe sempre essere: immaginiamoci il giorno dopo la fine dell'evento. Cosa accade? Cosa accade con tutto quello che abbiamo creato? E cosa vogliamo che accada? E quindi costruire l'evento fin dall'inizio, tenendo conto di tutti gli obblighi che ci sono da un punto di vista operativo per l'evento, ma pensando sempre al giorno dopo della fine dell'evento. Guidare le scelte strategiche anche operative in funzione di quello che vogliamo lasciare dopo. E faccio alcuni piccoli esempi. Coppa del Mondo in Val Gardena, a un certo punto abbiamo fatto un punto strategico, era una grande classica dello sci, che aveva l'obiettivo sostanzialmente di promuovere lo sport e la Val Gardena. Ricordo che la Val Gardena parte col turismo dopo i mondiali del 70 ed era una valle poco conosciuta. I mondiali sono stati un acceleratore e il territorio ha accolto tutto questo. Però dopo tanti anni c'era bisogno di rivedere, no, quale fosse l'obiettivo. Il nostro obiettivo era legare la comunità, perché un evento che comunque va in televisione, che ha una sua visibilità in tutto il mondo, che attrae grandi sponsor, non era quello il nostro obiettivo, perché c'era già tutto. Quindi creare una comunità di appassionati di sci, ma anche una comunità sul territorio. E tutte le nostre scelte sono andate in quella direzione, quindi cercare fornitori del territorio, coinvolgere le persone attraverso il volontariato. I mondiali di sci di St. Moritz del 2003, tra gli obiettivi aveva creare la comunità dell'Engadina, far restare i giovani, dare loro un senso di appartenenza, e quindi tutto il programma volontari rientrava in tutto questo. Attraverso il volontariato appassionare i giovani alla propria terra, trattenerli. Quando io leggo eventi sportivi e generazione di economia, io direi di generazione punto, generazione di competenze, perché competenze che si sviluppano grazie all'evento e che possono essere declinate poi dopo l'evento, come dire, avviene una riconversione funzionale. Quell'esperienza specifica sull'evento la posso riconvertire per esempio nell'industria del turismo. Se posso fare un appunto su Milano Cortina, da questo punto di vista, di ciò che resta da un punto di vista di umano, poi io non parlo di cose, né di aspetti economici né infrastrutturali, ma appunto l'elemento umano che mi affascina sempre, perché vengo anch'io da una valle di montagna e so quanto è difficile sviluppare competenze quando si vive non in una grande città, no? Questo modello di queste Olimpiadi è particolarmente sfidante, perché per una nuova linea guida che condivido pienamente del Comitato Olimpico Internazionale si va là dove ci sono le competenze. Ovviamente è molto complesso da un punto di vista organizzativo, perché il modello olimpico è molto differente. Io ho fatto tanti anni Coppa del Mondo, le Olimpiadi sono tutta un'altra cosa, non è confrontabile per il livello di complessità. La ricchezza di questo interscambio è che il comitato locale ti porta una sensibilità e una conoscenza sul territorio che se tu fossi quelli di Milano e Roma che vengono qui non riusciresti a percepire. Viceversa, noi, grazie a questo macchinario pazzesco che ci mette a disposizione il Comitato Olimpico, offriamo nuove modalità progettuali. Quindi la generazione che resta dopo, e non credo ci siano degli indicatori che ci aiutino a misurare
il valore della competenza e della comunità che si rinforza grazie agli eventi. Ma sono due elementi fondamentali di cui non bisognerebbe mai dimenticarsi, cioè non contare solo quante persone hanno dormito in quelle notti, quante aziende hanno lavorato, qual è l'effetto che porto alla gente che vive quella terra, quel luogo, soprattutto quando parliamo delle valli, però anche delle città in fondo, perché altrimenti si entra in una centrifuga folle, evento dopo evento, ma poi alla fine cosa resta? Magari aumentano i prezzi, punto. Quindi offro, come dire, in una visione di progettualità, di considerare non solo la generazione di economia, ma anche di collante sociale e culturale per chi vive quel territorio, perché l'evento non è solo per il turista, ma è tantissimo anche per chi lo abita. Sì, quindi l'aspetto della crescita culturale è qualcosa che poi magari approfondiamo un po' di più, anche in termini di crescita della cultura sportiva. Dopo ci torno su Cassani, visti tutti gli eventi sportivi che ha elencato. E un'altra cosa che sottolineavi tu, l'aspetto del know-how, cioè il fatto che quando sei dentro a quell'ingranaggio mostruoso che tu hai descritto, o impari o soccombi necessariamente, e quindi evidentemente. Certo. Le competenze sono fondamentali. Non si può più rinunciare alle competenze, bisogna investire in Sì, ma know-how e questo è più un learning by doing, cioè nel senso che è un po' difficile sapere a cosa vai incontro finché non ti arriva un'esperienza del genere, credo. No, vada. Ma, scusami, ma in realtà ci si deve strutturare competenze per gestire e organizzare gli eventi, quindi poi ogni evento è peculiare, è particolare, eccetera, ma bisogna avere una macchina per gestire. Gli esperti che arriva prima. Io parlo a livello organizzativo certo. della destinazione, anche perché gli inglesi hanno una bellissima parola per quello che rimane dopo, che è la legacy, e l'eredità che rimane sul territorio, ma questa ce l'hai se tu hai una macchina che riesce anche a capitalizzare questo, quindi secondo me è importante iniziare a prevedere e organizzarsi per questo. Delaini. Allora, abbiamo, come dire, tenuto sullo sfondo il tema dell'ospitalità, che è un tema su cui invece lei magari ci può raccontare qualcosa. Innanzitutto grazie. Sono contento di essere in questa sede per confrontarmi con delle persone che organizzano veramente ad altissimo livello il mondo turistico di grande dimensione, ovvero i grandi eventi che portano il grosso turismo. Io come imprenditore ovviamente vi ringrazio, ne approfitto anche con le strutture e soprattutto approfitto anche di un volano, quel volano del quale parlate voi, che è il turismo, diciamo, fantasma, più fantasma, quello meno menzionato. Non è l'Olimpiade, non è l'evento del Tour de France o queste cose, però è un movimento turistico che è quotidiano e che non fa così notizia, però fa dei numeri veramente interessanti. Io vorrei fare anche un accenno, dopo torno su questo argomento, però turismo sportivo. Guardiamo un po' le nazioni tipo gli Emirati Arabi, l'Arabia, l'Azerbaigian, tutti quei paesi lì. Cosa stanno facendo? Stanno sviluppandosi nel mondo turistico. Comprano, loro hanno i soldi, comprano. Noi non possiamo farlo, quindi dobbiamo usare il nostro ingegno, che secondo me ce l'abbiamo di più e soprattutto abbiamo delle location molto più belle di loro. Loro stanno cercando di catalizzare da loro tutti i più grossi, per fortuna che non ha la neve, però se no altrimenti ci porterebbero via anche quello. Comunque, ho paura sì, ma di quello che potrebbero fare per averla. Ma poi vorrei anche soffermarmi su un altro aspetto. Il turismo sportivo è lo sport che
devo dire che negli ultimi anni ha avuto un'accelerazione, ha un aspetto anche sociale. Nel Paralimpico, lo sport, la disabilità nello sport, quante opportunità dà questo modo di essere, di vivere. L'altro giorno mi sono abbracciato con Antonio Fantin, che è venuto a Lignano a portarmi le 2 medaglie d'oro nei 100 e nei 200 paraolimpici. È stata una grandissima soddisfazione, è stata una cosa che mi ha ripagato tantissimo. Quindi bisogna, secondo me, lo sport, ma anche, ripeto, come discorso sociale per i giovani, e veramente muove dei numeri impressionanti. Dopo ci sono tutte le problematiche inerenti allo sport. In alta stagione nessuno vuole i ragazzi, nessuno vuole avere i tornei, nessuno vuole perché il turista privato, ma soprattutto noi guardiamo con la conformazione dell'Italia. Noi attraiamo tutto il nord durante la bassa stagione, durante l'inverno, durante il periodo primaverile e tardo autunnale. Da loro c'è già freddo, non possono fare sport, tutti gli sport di spiaggia e quelli calcistici dove loro sono fermi e tutto questo. Voi in Emilia Romagna siete fantastici. Sì, scusate, voi in Emilia Romagna, Patrick e Cassani, siete fantastici, perché Contento veramente Vitti. avete cominciato per primi. Avevate anche la necessità di farlo perché dopo le alghe, dopo il fatto dei russi e tutte queste cose, o vi inventavate qualche cosa o andavate a picco, cosa che il Veneto non ha avuto questo problema. Comunque, io vi faccio che vi odio un pochettino, perché però sempre apprezzandovi, perché io ho avuto una situazione con voi. Avevo in mano la manifestazione degli aquiloni che me li volevano portare in Friuli. Io sono andato a parlare, mi fermo qua, ma 1000 problemi, ma no, ma cosa fanno? Cervia quest'anno, parlavo col sindaco Medri, 50.000 presenze in un weekend di bassa stagione. Quindi dobbiamo anche pensare che il privato ha lo stesso interesse del pubblico, il pubblico ha lo stesso interesse del privato, perché se uno senza l'altro non funzionano. Come il discorso di cosa sarà domani di Cortina. Cortina per me è una delle location più belle, perché ha uno scenario di montagne unico al mondo, non a caso vengono a girare i film sulle nostre Dolomiti, per il colore, per la conformazione, per le dita, per 1000 motivi. Però poi cosa resta a Cortina? L'Alto Adige mi dà dei bellissimi alberghi. L'Alto Adige ha un sistema organizzativo, l'Austria così. Secondo me bisogna fare un passaggio anche coinvolgendo i privati, spingendo i privati a fare qualcosa di più, perché tutti quanti noi aspettiamo lì a bocca aperta, speriamo che mi diano i soldi. No, dobbiamo andarcene a prendere, insomma, se uno vuole fare l'imprenditore deve anche rischiare, ma deve capire anche queste cose, non può solamente pensare che lo Stato, la Regione, la provincia, il Comune gli porti. Io me lo sono sempre fatto per conto mio, non mi ha chiesto niente e di questo sono orgoglioso. Comunque, tornando al discorso originale del turismo sportivo, è un qualche cosa che se noi lo sappiamo sfruttare, la dottoressa menzionava la Spagna è partita tanto tempo prima. La Turchia, 1200 squadre di calciatori da fine gennaio a marzo, aprile, tutti dal nord Europa. La Croazia aveva fatto strike. Adesso la Croazia ci ha fatto un regalo entrando nell'euro e cercando di aumentare un po' i prezzi, e quindi però noi italiani, se guardate, siamo quelli che sanno approfittare meglio delle disgrazie degli altri. E non possiamo andare avanti sempre così nel turismo, ragazzi. Cioè, qua a un certo punto uno cade, però magari quella volta che cadi tu cerca di essere anche con le ginocchiere. Quindi anche questo. Volevo fare un accenno sull'overtourism. L'overtourism, io avrei voluto sentirne parlare nel 2020-2021. Quando tutti piangevano, le città sono vuote, moriamo, chiudiamo, Stato dacci soldi e tutte queste cose.
L'overtourism sì, può esserci in determinate situazioni, in determinati momenti, però mi sembra che sia diventata una parola solamente di moda vuota. Perché se poi io vado a vedere certe situazioni, in certe zone, anche la nostra del Lago di Garda, che tu Patrick conosci grazie a Paolo, anche lì che cosa facciamo? Overtourism, dopo vedi che raggiungono l'85, il 92, quelli più bravi, per cento dell'occupazione 2 mesi all'anno. E gli altri 10? Tutti che piangono, che dicono che è poca gente, qua piove, qua, cioè, non lo so, io ogni tanto, forse sarà che divento vecchio, ma rimango frastornato da tutte queste situazioni. Noi dobbiamo essere più concreti, dobbiamo credere nell'Italia. È da pochi anni che abbiamo un ministro del turismo, finalmente stanno parlando seriamente di sport a tutti i livelli. Le associazioni sportive, diciamo non le federazioni ma le associazioni riconosciute dal CONI, hanno milioni di ragazzi che sono iscritte, ragazzi o meno giovani così. Abbiamo tutto. Adesso ci dobbiamo pensare noi, ma assieme, privati e istituzioni. Questo è fondamentale. E anche convincere, secondo me, molto le istituzioni che si diano da fare a far accettare qualche come si dice, qualche torneo, qualche cosa turistico anche in altri periodi, perché se noi pensiamo che vengano solamente nel periodo che a noi fa comodo, ci sbagliamo. Qualche sacrificio, se vogliamo, dobbiamo farlo anche noi. Quindi dobbiamo dire anche agli albergatori o chi offre turismo che se vogliamo seguire lo sport lo dobbiamo seguire dall'inizio alla fine, non solo quando sono vuoto. Ecco questo. Grazie. Allora, li ho fatti parlare prima apposta per lasciare voi due alla fine. Sì, cominciamo con Mauro Vitti. Allora, è vero che loro sono bravi, però non ce la caviamo male in Veneto. Cioè, perché vorrei ricordare che da noi sono 23 milioni gli arrivi e 72. Sì, ma lo sapevo che Sì, questo avrebbe prodotto uno e scatto. no, dopodiché davvero nell'organizzazione Però parliamo di grandi eventi. grandi eventi, in effetti. Sull'overall lei ha ragione. Questa è una regione policentrica e anche nei grandi eventi noi non abbiamo il Gran Premio di Misano, che tra l'altro quest'anno doppio. Non abbiamo il Gran Premio di Imola che mio figlio mi rompe le scatole e parte un anno prima, se ho già preso i biglietti e ogni anno si va a Imola e si dorme a Godo, per esempio, perché non trovo posto prima e quindi conosco. Noi abbiamo una serie di eventi. Godo è un paese, È un paese, scusate, in provincia di Ravenna. vicino a Russi. Sì. Esatto. Però abbiamo la Maratona di Venezia che muove un giro d'affari di circa 15 milioni di euro. Abbiamo Prosecco Cycling, abbiamo varie cose, solo che non abbiamo il grandissimo evento, il Gran Premio di Monza. Avete le Olimpiadi. Abbiamo adesso però le Olimpiadi. La vera grande sfida è proprio qui adesso. E mi interessa molto il discorso dell'ascito, della legacy, proprio perché Cortina nel 1956 ha avuto le Olimpiadi e poi credo che a distanza di 70 anni ancora goda degli effetti, quindi la coda della cometa è lunghissima se la sappiamo cogliere. Il problema è che i tempi cambiano e quindi bisogna adeguarsi ai tempi nuovi, questo sì. La prossima settimana si apre il ticketing per le Olimpiadi, siamo ancora nel 2024, quindi vuol dire che si comincia, la macchina è davvero oramai lanciata e quindi da qui in avanti è una corsa contro il tempo per arrivare alla definizione di quello che sarà il più grande evento che il Veneto ospita da 70 anni a questa parte. Faccio un passaggio su quello che diceva prima dell'inclusività. È essenziale oggi pensare all'inclusività e quindi agli eventi sportivi dei portatori, dei disabili e quindi attrezzare chi fa l'accoglienza in funzione di questo. Ricordo sempre che a fronte di un disabile normalmente si muovono altre 2 persone, quindi anche a livello di business
È importante avere una struttura accogliente di questo tipo, proprio perché uno è il disabile, due normalmente sono gli accompagnatori, la gente che sta insieme col disabile. Quindi ci sono varie sfide importanti, difficili. Siamo chiamati da qui al 2026 veramente ad attrezzarci per dare un esempio di efficienza, di organizzazione e di accoglienza. Però se non viviamo con queste sfide che ci fanno alzare fin dalla mattina piuttosto carichi, se dobbiamo andare avanti con i numeri li facciamo comunque, loro sono bravissimi, la classe degli albergatori, il mondo del turismo all'aperto, dei campeggi eccetera, abbiamo delle eccellenze. L'Europa guarda al sistema dei campeggi del Veneto per l'organizzazione che hanno, per la tipologia di attività che offrono, eccetera. Quindi, dando per scontato che abbiamo una classe imprenditoriale importante che va supportata, ma ribadisco il concetto, è importante che gli imprenditori non pensino che i problemi glieli risolve sempre la pubblica amministrazione. Non funziona, è un rapporto paritario quello che dobbiamo instaurare. Paritario. Su questo, guardi, ho improntato la mia attività di dirigente del turismo su questo principio. Il rapporto deve essere paritario, perché la pubblica amministrazione da sola non può fare, gli imprenditori da soli non possono fare. È proprio il concetto di fare squadra, di lavorare insieme per far crescere la qualità dell'offerta, perché al di là dei 70 milioni è il valore aggiunto che viene lasciato dai turisti che poi farà la differenza. Chiudo parlando di overtourism. Io ho l'ufficio in lista di Spagna a Venezia, sono fortunato. Le posso assicurare che lì una volta almeno a novembre si andava via lisci senza grandi problemi. Adesso è lo slalom fra i trolley, costante. Uno slalom costante fra i trolley. Sì, ma assolutamente. Però la questione è un concetto che è molto più complesso da risolvere, perché nel frattempo espelliamo i residenti, espelliamo gli studenti, non diamo alloggi a chi poi lavora all'interno delle strutture ricettive, quindi devono partire dalla terraferma, con tutta una serie di disagi. Bisogna trovare il giusto connubio anche in questo caso. E non è semplice, non è proprio semplice. Grazie. Lisa Calcamucci. Ma io ho ascoltato e ringrazio perché l'obiettivo che ci eravamo posti come Fondazione Dolomiti Bellunese era proprio quello di ascoltare pensieri e riflessioni diverse da diversi punti di vista. C'è anche la direttrice della Fondazione che è lì in seconda fila, la dottoressa Colleselli, e quello che mi sento di dire, poi eventualmente Valentina se vuoi venire ad aggiungere, Valentina è arrivata, io sono arrivata nel 2021 e Valentina è arrivata a dicembre, e quello che io sto notando e ritrovo poi nei discorsi fatti che quello che si sta cercando di fare è proprio di fare squadra, per cui prima la Coppa del Mondo a Cortina era la Coppa del Mondo a Cortina che avveniva là, adesso con Fondazione Cortina c'è un lavoro di territorio per cui la Coppa del Mondo di Cortina incomincia a interessare, ovviamente in un viaggio verso i giochi, anche il territorio intero. Oggi qui in piazza, ieri è iniziata questa road show di questo Snow Expedition che ha l'obiettivo di portare nelle principali eventi sportivi del Veneto le discipline sportive dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 per lavorare col territorio e sensibilizzarlo. Con la Regione Veneto stiamo facendo un lavoro importante con la Carta dell'Accoglienza, che è molto banale se vogliamo il concetto, uno legge questa carta e dice vabbè, ma dov'è la novità? Invece in realtà ci accorgiamo che tante volte, come poi diceva anche Stefania, non è l'investimento milionario che fa la differenza, perché se in questi giorni a Belluno tutti gli operatori coinvolti nell'evento, per cui il barista, il ristoratore, hanno un sorriso, una modalità cortese, si sono informati sull'evento, ne sono partecipi, oppure quando ci saranno i giochi sapranno accogliere chi arriva rispondendo in inglese o anche facendosi ambasciatori del territorio stesso, perché magari una persona che arriva qui ti ferma, ti chiede due informazioni, magari ti chiede dov'è il museo del Palazzo Fulci, se ci sono tanti bellunesi che magari non sanno rispondere, quindi nella nostra volontà e obiettivo per i giochi non è certo l'organizzazione, ma
vorremmo che le persone che arrivassero sulla destinazione fossero accolti in un certo modo e avessero la possibilità di apprezzare, oltre all'evento sportivo in sé, il territorio. E poi abbiamo la fortuna, appunto Fondazione Cortina sta portando avanti un lavoro nelle scuole, nei territori, il progetto dei volontari dolomitici che sono la ricchezza. Io ricordo le Olimpiadi di Torino del 2006, forse è la legacy più importante che ha lasciato sul territorio, e qui abbiamo gruppi veramente di volontari che già fanno parte di eventi di eccellenza. Prima Davide dicevi che là dietro ci sono Ivan e Anna, che per noi sono la Gran Fondo Sportful. Feltre è un esempio da questo punto di vista, con un gruppo di volontari veramente importanti. E poi per esempio prima mi raccontavano che noi abbiamo una criticità sulla Val Belluna, che è quella dei posti letto. Spesso ci hanno chiesto, anche in fiere alle quali abbiamo partecipato, di ospitare eventi di un certo livello e poi ci scontriamo con la criticità di avere pochi posti letto. E proprio Anne e Ivan prima mi raccontavano che grazie anche al loro evento e alla Gran Fondo, che porta 5.000, forse anche di più ne potrebbe portare, di appassionati di bici, di bici da strada sul nostro territorio, piano piano sono cresciuti i B&B e altre modalità di accoglienza, perché purtroppo in questo momento avremo bisogno di un grande imprenditore, una catena, un qualcuno che magari investisse in questa direzione. Quindi a me fa piacere aver ascoltato questi spunti, perché credo che come Fondazione Dolomiti Bellunesi stiamo lavorando in questa strada, anche se effettivamente noi siamo veramente all'inizio di un percorso. Vorrei anche che Valentina dicesse qualcosa, perché passo il microfono. Adesso fa la giornalista, è finita. Non ho niente da dire. C'è il percorso della DMO che è stata ben spiegata come concetto anche da Patrick Romano, lo stiamo intraprendendo, condividiamo questa linea, ma abbiamo appunto dei partner molto importanti sul territorio, oggi con Confindustria, con Fondazione Cortina, e quindi in una provincia così complessa per noi è già un ottimo risultato aver portato ad un ragionamento comune alcuni temi che mi sembra centrali, che siano centrali per tutte le destinazioni, e quindi penso che siamo sulla strada giusta. Ecco. Grazie. Ci passo il microfono. Ma di cosa? Sto scherzando. Allora, credo che ci siano delle domande dal pubblico. Ci saranno? Vorrei dire una cosa io prima di passare il microfono in platea, ed è questa. Noi ci concentriamo sempre sul ritorno economico e pensiamo al turismo. In realtà quello che diceva Davide Cassani all'inizio mi ha molto interessato, perché il patrimonio che viene lasciato da un grande evento sportivo è fatto anche di altro. Allora, è fatto sicuramente di competenze, e sono d'accordo, è fatto dalla capacità di alcuni imprenditori, per esempio, di creare dei prodotti che servono per determinati settori. Non è un caso che qui ci siano le migliori, questo territorio intendo dire, le migliori aziende, per esempio per quanto riguarda il ciclismo. La bike economy è un pezzo fondamentale, inteso proprio come produzione e creazione di prodotti tecnici per quell'area economica. Ma c'è anche un altro aspetto che mi interessa, ed è quello invece della cultura, proprio dell'inseminazione culturale, il fatto che dove c'è un grande evento può crescere una cultura per un determinato sport. E quando io penso alle infrastrutture che vengono lasciate, io penso alle infrastrutture per i ragazzi, come i miei figli, che un domani potranno utilizzarle, perché è quello, secondo me, l'elemento importante e in cui lo sport manifesta la sua capacità di attrarre risorse, cultura, capitali, economia, crescita personale, no? E credo che questo aspetto che lei sottolineava sul fatto degli eventi non conosciuti, gli eventi fantasma, credo che sia una parte importante che parte da quella scintilla lì. Io credo che con tutto quello che è stato realizzato in questi anni, tutto quello che tu hai raccontato all'inizio, Davide, della numerosità degli eventi che ci sono, abbiano anche spinto tante nuove generazioni a scegliere la pratica sportiva. Allora, lo sport è comunque un acceleratore di tutto questo, perché tra l'altro noi quando parliamo di sport... No, quindi quello che intendevo dire è che un pezzo
di quella legacy è questa roba qui, Ma infatti, che guarda, magari noi allora, non computiamo, ma è la cosa più importante. il turismo, quindi in questo caso appunto parliamo di l'economia dello sport, no? Cioè lo sport, il turismo in questo caso, fa bene a 360 gradi, perché alla fine l'evento crea entusiasmo, crea positività, crea interesse. Io mi sono innamorato del ciclismo quando mio padre nel 1968, avevo 7 anni, io sono del 61, mio padre mi portò a vedere un campionato del mondo di ciclismo a Imola. Quel giorno vinse Vittorio Adorni. Io rimasi talmente affascinato da quella corsa, da quell'evento, che io da quel giorno ho sempre detto, io da grande voglio fare il corridore, e non ho più cambiato idea. Sai quante volte ho trovato delle persone dopo quel mondiale del 2020 che mi hanno ringraziato per quel campionato del mondo, perché era sulle nostre strade, perché abbiamo ridato un po' di vita, un po' di vitalità, un po' di movimento, un po' di gioia in un momento molto difficile. Gli eventi hanno anche questo vantaggio, che creano entusiasmo alle persone che abitano e soprattutto interesse, voglia di fare, no? E quindi questo porta l'imprenditore a cercare di migliorare l'albergo, a migliorare il ristorante, a cercare di migliorare l'attività che fa, perché comunque è tutto una nascita, una rinascita di tutto quello che coinvolge. Tante volte le città sono morte perché nessuno ha voglia di fare qualcosa, no? In una piccola cittadina c'è quello che mette in piedi la squadra di pallavolo, quello che gli amatori che mettono insieme un gran fondo che poi può diventare tra le più importanti d'Italia, no? Quello che cerca di allestire nel proprio albergo qualche iniziativa. Tutto questo crea quel volano che ti permette di rendere viva un borgo, un paese, una provincia, una regione. E questo secondo me è il vantaggio, perché quando noi parliamo di turismo sportivo parliamo veramente di tante cose. In più lo sport, tornando al discorso iniziale, attraverso lo sport parli di turismo, parli di salute, parli di mobilità, parli di sostenibilità, parli di aggregazione, no? E quindi spariscono tutte le barriere. E quindi secondo me è proprio questo il vantaggio, no? E soprattutto, appunto, hai parlato di Confindustria. Noi, prima abbiamo parlato di Prosecco. Attraverso un vino riusciamo a rendere famoso un territorio e grazie a quel vino tanta gente viene sulle colline del Prosecco e non solo poi c'è solo il Prosecco, ma ci sono altre belle cose. Noi in Emilia-Romagna ci siamo trovati, grazie a delle persone illuminate, ad avere la Ferrari, la Maserati, la Lamborghini, la Ducati. È nata la Motor Valley. Ci sono due autodromi, c'è un Gran Premio della Formula 1, ci sono due Gran Premi di MotoGP. Quindi noi attraverso le nostre eccellenze riusciamo anche in questo caso a vendere un prodotto, senza parlare appunto dell'enogastronomia. Ecco, vedi, secondo me tutto questo, dallo sport all'enogastronomia, alla nostra industria, tutto questo ci porta a rendere interessante, bello, piacevole, appetibile un territorio. Volevo fare solo una considerazione, diciamo, concettuale, perché si è parlato di legacy e adesso di vitalità, e mi è venuto in mente un vocabolarietto del mio grande professore di management che dice le parole sbagliate, è un libro in tedesco, quindi, però le parole sbagliate del management, e tra le parole, diciamo, non sbagliate, lui mette in discussione la parola che noi la traduciamo in italiano sostenibilità, in tedesco si dice Nachhaltigkeit, che vuol dire tenere dopo, dice che è una bella parola ma è statica. E anche legacy in un certo senso può essere statica, e lui suggerisce di usare liability, vitalità, perché se noi pensiamo a ciò che resta dopo, non come ciò che resta, ce l'ho qua, bello, lo guardo, ma come qualcosa che ha la capacità di autorigenerarsi. È il lavoro che era stato fatto a Londra con le piscine, cioè le piscine olimpiche, prima ancora che finissero le Olimpiadi, avevano già tutto un piano di, ovviamente, gestione, sostenibilità finanziaria, di iscrizioni, di politica sociale per i bambini in una zona ex industriale della città che praticassero lo sport, quindi con una visione anche sul portare lo sport nei quartieri più difficili. Quella era la liability, la vitalità. Noi lasciamo qualcosa, ma non è che vogliamo lasciarlo così,
vogliamo innestare un germoglio che poi altri, chi prenderà in eredità quel germoglio, hanno già le basi perché ci sia una riconversione, diciamo, funzionale. Sembra un po' filosofico, un po' concettuale, però se quando si progetta, io mi metto adesso non dal punto di vista del turismo, ma di appunto una persona che lavora dentro gli eventi, se quando progettiamo iniziamo a pensare vorremmo fare un evento, ci chiedessimo sempre, ok, qual è non la legacy, ma soprattutto cosa vogliamo che da questa cosa si autorigeneri dopo, non che stia fermo, perché ci sono purtroppo, io vivo a Torino oggi, le Olimpiadi di Torino sono vissute nostalgicamente da tanti torinesi, hanno lasciato una grandissima eredità sul volontariato, che ancora oggi è incredibile l'associazionismo legato al volontariato, ma la città non è riuscita ad autorigenerarsi. Le ATP Finals oggi non sono un prodotto della città, ma della Federazione Italiana Tennis Padel. Quindi la città non è riuscita a cavalcare quell'onda ed è un peccato, perché probabilmente non è stato fatto questo ragionamento quasi filosofico. Sì, tra l'altro dal pubblico, anche perché mi hanno fatto segno, ci dovrebbero essere delle domande, quindi facciamo fare questo ultimo, Solo questo questo. passaggio e poi cominciamo con le domande. Volevo dare una testimonianza da imprenditore, quindi da privato che ha iniziato cioè, ha preso in mano un'attività. La localizziamo Forni a Voltri. Forni a Voltri è un piccolissimo paese vicino a Sappada, a 5 km da Sappada, sconosciuto alla maggior parte delle persone così. Quando io ho fatto quell'operazione con Bella Italia Fa Village a Lignano, mi hanno detto sì, però c'è anche l'impianto di Sappada. Sappada poi erano Forni a Voltri. Sappada 20 km di piste, altitudine sappiamo qual è, quindi problematica della neve, che va bene, questa era un po', neanche 30.000 presenze l'anno, una struttura da 1.100-1.200 posti letto, al 40% per la disabilità, quindi molto interessante. Ho detto, beh, se si deve affrontare, affrontiamola. In 3 anni, 4 anni siamo riusciti grazie allo sport e camp sportivi, scherma, un po' di tutto, ci siamo inventati tutto, di tutto ci siamo inventati, portarla sulle 100.000 presenze. 100.000 presenze hanno spostato le percentuali sulla montagna di Sappada quest'anno per il Friuli. L'unica località che ha avuto crescita come presenze. Però ci abbiamo creduto, ci abbiamo lavorato. Quindi la scherma con la montagna, che cosa ha a che vedere? Però, insomma, se gli vendi anche uno scenario, se gli vendi qualcosa, noi siamo nello stesso stivale dove c'è anche Napoli, dobbiamo anche imparare un po' la fantasia nel vendere da loro, perché sono bravissimi. E siamo in crescita, ma quella cosa interessante, in una zona così sconosciuta, d'inverno stiamo portando un 40% di turismo straniero. Quindi questo penso che se sono riuscito io lì, in altre zone possono fare molto meglio. Ecco, quindi questo penso che sia una testimonianza per fare un augurio, ma dobbiamo crederci e dobbiamo lavorare, ma soprattutto coinvolgere anche gli imprenditori, perché sono i primi che criticano, però sono anche i primi a volte che si tirano indietro. Io ve le faccio un esempio, guardi, che questo per me è stato fondamentale. Da quando è uscita, non vuole essere una critica, non vuole essere niente, però deve far ragionare. Io ho fatto dei ragionamenti, da quando è uscita la notizia delle Olimpiadi a Cortina, mi hanno offerto 7-8 alberghi, non dico altro. Domande? Prego. Sono stato chiamato in causa, sono Ivan Piolla, organizzo da 30 anni la Sport Food Dolomiti Race e la 24 ore di Feltre. Intanto volevo ringraziarvi per le parole
più che una domanda, la mia è una testimonianza di quanto è stato detto questa sera e di quello che può fare una piccola società sportiva in una città come Feltre di 20.000 abitanti per il territorio. 8 anni fa il Sole 24 Ore ha fatto una ricerca su di noi, sulla ricaduta a livello economico sul territorio, e in una settimana di eventi che vanno dalla 24 ore appunto alla Sport for Dolomiti Race, calcolato circa 1,5 milioni, 2 milioni di ricaduta sul territorio. È stato detto, a Feltre abbiamo 300 posti letto e quando siamo partiti 30 anni fa ne avevamo 150. Gli alberghi sono rimasti gli stessi, però è cresciuta a dismisura l'offerta dei B&B e delle case vacanza, quindi qualcosa di buono sul territorio abbiamo portato. Quindi credo che la strada da percorrere sia questa e ringrazio la DMO per la collaborazione proficua da pochi anni che stiamo collaborando. Ieri in quota è nata un'idea con il marketing sulla maglia della manifestazione che noi abbiamo spostato sulle Dolomiti Bellunesi proprio per sposare e promuovere quello che sarà l'evento del 2026, ovvero Milano Cortina, che per noi è sicuramente l'evento più importante che ci possa essere negli ultimi 30 anni qui da noi. Quindi ben vengano queste iniziative e soprattutto una collaborazione pubblico-privato come è stata detta. Grazie. Grazie. Qualcun altro? C'è una manina. Più che una domanda, una considerazione su quanto si diceva prima della cometa, che a me piace molto. È vero, è verissimo, perché io parlo da famiglia di sportivi, corridori e ciclisti, e qui, avendo Davide Cassani, non posso che parlare di ciclismo. Quando c'è un evento come il Giro d'Italia o il Tour de France o la Vuelta, che ti tieni incollato da appassionato, quando finisce ti manca qualcosa. E ti manca per molto tempo. Potrei parlare delle Olimpiadi, no? Però ti rimane quel qualcosa che poi parli in famiglia, parli al lavoro e è una crescita anche personale, perché poi ti aiuta a crescere come persona, come sportivo, come seguire gli esempi, no? E questo per i giovani penso che sia importantissimo. Poi soprattutto sul turismo torni nelle zone dove sono passati i campioni, organizzi già per il prossimo anno, perché quest'anno siamo andati, domani passano, il prossimo sulla Marmolada, no? E quindi già si crea questo indotto che muove molta gente. E penso innanzitutto che uno sportivo debba avere, soprattutto, come si diceva prima, un grande rispetto anche per l'organizzazione, perché il vostro lavoro immagino che sia veramente, veramente duro per portare qualcosa che poi deve ritornare e soprattutto a livello di tessuto sociale, che è la cosa più importante. E noi abbiamo una figlia che da un anno collabora con l'RCS a Milano e ci dice: ragazzi, quello che c'è dietro è una macchina spaventosa, no? Quindi gran rispetto e grande consapevolezza che se per un giorno ci chiudono una strada, un passo, io li chiuderei tutti, però è una cosa che porta benessere, no? Ben venga il Sella Ronda, ben venga, 15 giorni fa eravamo via sullo Stelvio, ragazzi, è una festa ogni volta, quindi... No, non so se in questa edizione o nella scorsa ci sono stati 15.000 passaggi di ciclismo. 15.000 passaggi. Quest'anno perché c'erano 14 gradi in cima, quindi 13, quindi la giornata era splendida. Però la gente era... Ecco, a proposito di disabilità, tu vai su consapevole dei tuoi mezzi, della tua bicicletta e tutto, però vedere un ragazzo amputato una gamba che sale con la bici da corsa, senza protesi, con una gamba solo, ci sta quello con la Graziella che fa l'esploit, no? Però vedere la carrozzina, eccetera, che arrivano in cima, che fanno la foto e sorridono, queste sono cose che ti rimangono. E quindi ben vengano. E grazie a voi per tutto quello che fate, insomma, per noi, perché alla fine della festa poi noi godiamo di questo. Grazie. Grazie. Ci stanno cacciando. Allora, saluto i miei ospiti.
Patrick Romano, Mauro Vitti, Lisa Calcamuggi, Davide Cassani, Stefania Demez e Pietro Federico Delaini. Grazie a voi di essere stati con noi e buonasera.